dal TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Open Arms, il ministro Salvini assolto dalle accuse di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio. Per il Tribunale di Palermo il fatto non sussiste. Operazione antimafia ad Adrano, nel catanese, 20 gli arresti, decapitato il clan Scalisi che imponeva il pizzo a tappeto, sudditanza dei commercianti taglieggiati, qualcuno pronto a regalare il panettone agli estorsori. Palermo, dopo il blitz negli ospedali, investigatori a caccia di chi ha consentito a Messina Denaro latitante di servirsi delle strutture sanitarie di Trapani e Palermo. Tra le false identità del boss, anche quella del suo tatuatore. Manca poco al 2025, quando Agrigento diventerà capitale italiana della cultura, ma i ritardi e un po' di improvvisazione potrebbero mettere a rischio un'importante occasione di rilancio della città dei templi. Catania, illegalità alla luce del sole in centro città, parcheggiatori abusivi, contraffazioni, mancato rispetto del codice della strada e del vivere civile. Natale alle porte a Vittoria, nel Ragusano, con un presepe d'arte multietnico, 5 fotografi lanciano un messaggio di pace e di inclusione. A Maletto Capodanno col botto c'è Fiorella Mannoia. Poi il calcio, il Catania apre il girone di ritorno domenica al Massimino con il Sorrento. Il nuovo portiere Farroni disponibile da gennaio. Inglese torna al centro dell'attacco dal primo minuto. Bentrovati al TG Sicilia, dunque parliamo di Open Arms, il ministro Salvini assolto dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Per il Tribunale di Palermo il fatto non sussiste. Adelaide Barbagallo. Il fatto non sussiste. Il Tribunale di Palermo ha assolto il leader della Lega Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persone e rifiuto di atti d'ufficio al processo per la vicenda della nave della ONG spagnola Open Arms. Secondo l'accusa, il vice premier e ministro dei trasporti ad agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell'interno, avrebbe impedito illegittimamente all'equipaggio dell'imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini rischiava fino a 6 anni di reclusione. Rifarei tutto, ho difeso i confini dai clandestini, ha continuato a ripetere il leader della Lega in 3 anni di processo a Palermo. L'avvocato Giulia Bongiorno nell'arringa aveva proposto una lettura non in linea con le risultanze probatorie e oggi la sentenza dà ragione a Salvini. Alla lettura del dispositivo era presente, oltre al procuratore aggiunto Marzia Sabella e ai sostituti Calogero Ferrara e Giorgia Righi, anche il procuratore Maurizio De Lucia. Salvini ha abbracciato la sua compagna Francesca Verdini, mentre in aula alla fine del verdetto c'è stato un applauso. E adesso sentiamo le dichiarazioni appunto del ministro Salvini subito dopo aver sentito la sentenza. Ancora qualche minuto. Sono felice, dopo 3 anni ha vinto il buonsenso, ha vinto la Lega, ha vinto l'Italia, ha vinto il concetto che difendere i confini, difendere la patria, contrastare scafisti, trafficanti, ONG straniere e proteggere i nostri figli non è un reato, ma è un diritto. Adesso cambiamo argomento, mafia, il pizzo anche sul super bonus, così il clan Scalisi sfruttava le ristrutturazioni per estorcere denaro ad Adrano, 20 gli arresti per pizzo, droga ed armi, vediamo. Una mafia primordiale, parassitaria, ferma alle modalità e ai metodi di pagamento degli anni 90, quella del clan Scalisi di Adrano. La sua principale attività, le estorsioni. Tutti dovevano pagare il pizzo, anche i piccoli commercianti e gli imprenditori, cui veniva chiesta una percentuale persino sui soldi ricevuti col bonus del 110%. L'operazione Primus della DDA di Catania ha decapitato il clan legato alla famiglia Laudani di Catania. 20 gli arrestati, un 21esimo è ancora ricercato. Tra gli indagati Alfio Di Primo,
finito in cella nel 97 all'età di 30 anni per gli omicidi di Sebastiano D'Arrigo e di Tano Cordaro. La sua scarcerazione, avvenuta nel 2021, era attesa con ansia dagli affiliati del clan, quasi tutti ventenni quelli arrestati, che lo chiamavano il principale per distinguerlo dal cognato Antonio Scarvaglieri, tuttora al 41 bis, definito il principale. La cosa che sorprende è come questi giovani vedano nei vecchi esponenti delle organizzazioni mafiose dei punti di riferimento a cui aggregarsi non appena vengono scarcerati. Quel che emerge dalle indagini è l'atteggiamento di sudditanza delle vittime del pizzo. Alcune regalavano perfino il panettone agli estorsori. Peraltro le estorsioni andavano dai 250 euro ai 500 euro al mese, quindi comunque peraltro anche prezzi, se vogliamo dire in un certo senso modici, ma dovremmo capire modici rispetto a quale disponibilità degli imprenditori. E addirittura alcuni di loro per esempio regalavano determinate cose, si pensi al panettone, quindi con questa sorta di assoggettamento verso il capo e la cosca di riferimento. Le casse dell'associazione mafiosa erano costantemente rimpinguate anche dai proventi di un esteso traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno confermato la pericolosità dei membri del clan Scalisi, dotati di armi da sparo per presidiare il territorio e preservare i loro affari criminali da eventuali ingerenze di altri clan. Si allunga la lista degli alias utilizzati dal boss Messina Denaro nella sua 30ennale latitanza. Tra i nomi utilizzati dal boss defunto anche quello di Vito Firreri, che a Palermo ha eseguito su di lui 3 tatuaggi. Laura Spanò. Nel lungo elenco degli alias di cui Matteo Messina Denaro ha usufruito nella latitanza vi è anche Vito Firreri, l'identità che diede al tatuatore di Palermo di via Rosolino Pilo, come lui stesso indicò ai magistrati nell'ultimo interrogatorio all'Aquila. Con lui è Andrea Bonafede, l'ex operaio del comune di Campobello, condannato a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato. Di quel nome vi è ancora traccia nel registro del consenso informato che viene tenuto da chi esegue i tatuaggi. Messina Denaro fece 3 tatuaggi, tra le selvagge tigri, ad Augusta per Augusta, al successo attraverso le sofferenze, che come spiegherà alle sorelle venute a trovarlo in carcere era stato fatto quando la compagna decise di lasciare la casa paterna, e una data, 8 ottobre 1981, in numeri romani, che potrebbe riferirsi alla data della sua affiliazione alla mafia. Sono intanto 2 le squadre che lavorano su tutta la mole di pizzini, documenti, lettere, biglietti rinvenuti nel covo di Campobello dopo la cattura del boss. Da un lato i carabinieri del dall'altro gli agenti del servizio centrale operativo coadiuvati dai colleghi delle squadre mobili di Trapani e Palermo. Si cerca l'archivio degli affari e dei segreti di Messina Denaro e nel frattempo si continuano a decifrare nomi criptati, sigle e numeri. Si cercano i nomi di chi ha protetto il boss, ma anche chi gli ha garantito nel corso della latitanza di poter accedere a diverse strutture sanitarie tra Trapani e Palermo, usufruendo del sistema sanitario nazionale di quello Stato di cui lui si beffava da 30 anni. L'ultimo medico venuto fuori è l'oculista Antonino Pioppo, finito nel registro degli indagati. Numerose le perquisizioni effettuate in ospedale e strutture sanitarie anche private. Intanto il PM della DDA di Palermo, Gianluca De Leo, ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per Alfonso Tumbarello, ex medico di base di Campobello, imputato davanti al tribunale di Marsala per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atto pubblico, per avere redatto numerosi certificati medici a nome di Bonafede Andrea, classe 63, per consentire a Messina Denaro di potersi curare. Il PM della DDA ha giustificato la sua richiesta avanzata nel corso dell'ultima udienza con la particolare complessità del processo, richiesta alla quale si è opposto l'avvocato difensore Gioacchino Sbacchi. Il tribunale deciderà dopo aver valutato. Tra pochi giorni Agrigento sarà capitale italiana della cultura 2025, ma la città sembra in ritardo. La gestione provinciale dell'evento costringe il prefetto a coordinare una cabina di regia per accelerare sull'organizzazione e i servizi. Il nostro inviato Luca Ciliberti. Polemiche, ritardi, ma anche una grande opportunità. Agrigento vivrà il 2025 da capitale italiana della cultura. Andiamo a vedere a che punto sono i preparativi. Noi riceviamo già tantissime chiamate, mail o comunque chiedono informazione anche ai tour operator con cui noi collaboriamo. Inutile nasconderlo, dobbiamo dire che
è tutto in programma, è tutto un work in progress. È evidente che con una nomina del 2022, un decreto del 2023, arrivare al 2025 in queste condizioni, non solo per la città di Agrigento e per la sua provincia, ma per la Sicilia, certamente è penalizzante. È penalizzante, lei ha detto bene, è trascorso più di 1 anno e mezzo e quindi dobbiamo recuperare quello che si poteva benissimo avviare qualche mese addietro. Sì, è vero che abbiamo avuto anche un po' di ritardi burocratici nel preparare la fondazione per essere operativa. Finalmente abbiamo raggiunto questo obiettivo. Cosa si aspetta da questa cabina di regia? La cabina di regia io l'ho voluta compulsare, istituire innanzitutto e poi compulsare, perché ognuno deve fare il proprio ruolo. Tutti i servizi che si devono garantire sul territorio devono essere pienamente efficienti. Questo è quello che noi lamentiamo, il fatto che non ci sia dialogo con il tessuto produttivo della città di Agrigento. Dici bene tu, dove troviamo che Agrigento sarà capitale della cultura? Diciamo, solitamente quando ci sono questi eventi c'è un logo, un simbolo, un claim che è frequente e girerebbe ovunque. Oggi in realtà, a parte pochi sta partendo pure questo. Finalmente è stato tutto espletato, è stata vinta una gara, si registrerà il nuovo logo. Quello era un logo di candidatura, il Telamone, ora ci sarà un logo invece che sarà invece definitivo per capitale della cultura, e vedete che sarà qualcosa di molto interessante, prima molto del 2025. bello. Sì, sicuramente, per forza, entro il 2024. Catania, illegalità alla luce del sole in centro città, parcheggiatori abusivi, contraffazione, mancato rispetto del codice della strada e del vivere civile. Tonino De Mana. Da un lato addobbi e luci di Natale, dall'altro le ombre, tante ombre di una città che vive nella totale anarchia. La fotografia che ne deriva è di una Catania ostaggio dell'illegalità, dove le regole del vivere civile vengono sistematicamente violate, in centro e in periferia, dove gli episodi di criminalità assumono contorni preoccupanti. Zone franche sotto gli occhi di tutti e con parcheggiatori abusivi, in questo caso in via Cimarosa, che esercitano la loro attività persino sulle strisce blu, con gravi danni per l'azienda che gestisce la sosta a pagamento. Illegalità alla luce del sole anche alla Fiera di Catania, dove gli abusivi o i venditori che espongono merce contraffatta superano di gran lunga quelli irregolari, per buona pace di chi paga concessioni comunali. Qualcuno a microfoni spenti chiede aiuto, lancia un SOS visto che i controlli scarseggiano. Non le manda a dire Lorenzo Costanzo, segretario CIDEC. Io mi chiedo come si fa a trovare ovviamente tutte le macchine depredate dei turisti in pieno giorno. Non solo, ma continuamente ci sono ambulanti che vendono merce contraffatta in Corso Sicilia, scarpe, CD, occhiali. Tutto questo è illegalità, non ne possiamo più. Questa è una città senza controllo. Corso Sicilia è un bazar a cielo aperto, dove i marciapiedi sono occupati da bancarelle di ogni tipo che mettono in mostra scarpe, cinture, sciarpe, cappelli, naturalmente di griff d'alta moda, ma rigorosamente contraffatti. Sulla strada è un trionfo di auto in doppia e tripla fila, di scooter sui marciapiedi, di furgoni che caricano e scaricano merce a qualsiasi ora, mentre in via Plebiscito a qualsiasi ora ecco sfrecciare mezzi a 2 ruote, con conducenti naturalmente senza casco. E i controlli? E le forze dell'ordine? Scorie radioattive nel Trapanese, dopo il no dei sindaci arriva anche il parere contrario dell'autorità di bacino per rischio di contaminazione delle falde acquifere. Emanuela Corsi. Scorie radioattive in Sicilia? Dopo le proteste di cittadini e amministratori, adesso arriva anche il no dell'autorità di bacino della regione per rischio di contaminazione delle falde acquifere. La Sicilia è stata individuata dal governo Meloni come una delle sedi potenziali per il deposito nazionale di scorie nucleari, provenienti sia dalla filiera dell'atomo dismessa che dall'industria della medicina nucleare. I siti indicati da Roma si trovano entrambi nel Trapanese, in prossimità di Calatafimi Segesta e nella frazione di Fulgatore.
Un'ipotesi che da mesi ha scatenato il dibattito politico, oltre che la mobilitazione di sindaci e cittadini che dicono non diventeremo una pattumiera nucleare. A dare sostegno alla protesta ora arriva anche il parere tecnico contrario dell'autorità di bacino, rispondendo alla richiesta avanzata dal Ministero dell'Ambiente. Per la regione il rischio di inquinamento delle acque sotterranee, superficiali e costiere è elevatissimo. Uno dei due siti infatti è attraversato dall'acquedotto Montescuro Ovest che rifornisce la Sicilia occidentale. Inoltre avrebbe un impatto negativo sull'economia locale, compromettendo irreparabilmente settori come pesca, agricoltura e turismo. A Calatafimi Segesta infatti il deposito dovrebbe sorgere a breve distanza dal celebre tempio e dalle terme segestane, mentre Fulgatore si trova in una zona rurale caratterizzata da coltivazioni d'eccellenza e vicina a importanti riserve naturali. Secondo l'autorità di bacino, inoltre, il governo non tiene conto dei dissesti e delle aree alluvionate. Infine, un altro aspetto da considerare sono i rischi legati alla sismicità della vicina Valle del Belice, dove nel 1968 un terremoto distrusse Gibellina, Poggioreale e Salaparuta. A Messina scintille per un incidente diplomatico all'asta giudiziaria per gli appartamenti di Contesse nel progetto del risanamento, con tanto di botta e risposta tra commissario e comune, e il presidente Schifani ha chiesto una relazione. Francesco Toriolo. Il risanamento di Messina diventa terreno di scontro e polemica tra il comune e la regione, un incidente diplomatico il cui motivo scatenante è stato quello dell'asta giudiziaria per l'acquisto di una decina di abitazioni nel quartiere di Contesse che serviranno ad alloggiare le famiglie sgomberate. Ad aggiudicarsi queste case è stato l'ufficio del commissario per lo sbaraccamento, tradotto la regione e il presidente Schifani, in un'asta a cui aveva partecipato anche il comune di Messina nell'ambito del progetto Pinqua. Il paradosso è che queste case saranno comunque gestite da Arismè, ma il sindaco Basile ha scritto a Schifani evidenziando come l'acquisto per una somma superiore avrebbe comportato un danno erariale di 300.000 euro. La mano destra non può non sapere cosa fa la sinistra è stata la frase di Basile. Da qui una prima risposta del subcommissario Scurria. L'ufficio del commissario non aveva notizie che il comune di Messina partecipasse all'asta e aggiungo ancora, anche se avesse avuto notizia, sicuramente non avrebbe mai trovato intese, accordi, perché questo costituisce reato. Il velato riferimento è al reato di turbativa d'asta. Il presidente Schifani ha chiesto una relazione su quanto avvenuto, ma alle parole di Scurria oggi ha risposto Basile. È davvero anacronistico che due soggetti pubblici partecipino alla stessa asta per comprare lo stesso immobile e che qualcuno se lo aggiudichi ad un valore maggiore, sottraendo quelle risorse ad altri beni che potevano essere acquistati oppure a delle spese di manutenzione. Il tema non è l'asta, figuriamoci se il comune vuole sapere chi partecipa per risparmiare. Noi già il nostro lavoro l'avevamo fatto. Il tema è dialogare prima per capire quello che è l'esigenza della città sul tema risanamento. Basile insomma ha invocato una regia ed una programmazione da parte della struttura commissariale, chiamando in causa lo stesso presidente della regione. Un presepe d'arte multietnico a Vittoria, la proposta in stile Caravaggio di 5 fotografi che lanciano un messaggio di pace e inclusione. Veronica Barbarino. Nella Sicilia, crocevia di popoli, razze ed etnie, a Vittoria un presepe d'arte fotografica multietnico. 15 opere realizzate dai fotografi della Corte del Vespro, guidati dal maestro Toni Campo, per lanciare un messaggio di pace, inclusione e condivisione di valori fra i popoli. Allestito da Francesco Palazzolo, il presepe ha riunito personaggi provenienti da Russia, Cina, Romania, Svizzera, Tunisia e Sicilia, ognuno con le proprie caratteristiche, in un'originale rappresentazione della natività. L'idea di questo presepe multietnico nasce da un workshop fotografico sull'uso della luce artistica. Abbiamo raccontato una storia che ha 2024 anni, infatti anche le immagini sono state trattate un po' vissute, lo si può vedere nella natività che c'è giù di sotto, nell'antica cisterna, dove appunto è stato fatto un lavoro di quasi invecchiamento. Un gioco di luce e ombre nello stile di Caravaggio, in cui il chiaro sottolinea i dettagli e l'oscuro le profondità dell'animo umano, il tutto per raccontare l'universalità della vita. La mostra è visitabile tutte le domeniche di dicembre e il 5 e 6 gennaio. Voti di Capodanno a Maletto, il concerto evento di Fiorella Mannoia, appuntamento il 31 sera in piazza 24 maggio. L'invito in prima persona è dell'intramontabile cantautrice romana, Tonino De Mana.
Ciao a tutti e intanto grazie per avermi invitato al vostro Capodanno. Sarà anche il nostro Capodanno. Vi aspetto. Ciao ciao! L'invito è di Fiorella Mannoia. L'appuntamento è per il 31 dicembre alle 22:15 in piazza, 24 maggio. Fine anno con il Botto a Maletto, che ospiterà una delle voci più importanti ed iconiche della musica italiana. La cantante romana ripercorrerà i più grandi successi del suo vasto repertorio, declinati con nuovi arrangiamenti, sfumature e con il contributo dell'Orchestra Sinfonica. Un motivo di vanto per il sindaco di Maletto, Giuseppe Capizzi. Avremo una delle migliori artisti che vantiamo nel territorio italiano e per questo ringrazio il supporto della Regione Siciliana, in particolar modo del nostro presidente dell'Ars Gaetano Calvagno, che stando sempre sul territorio riesce a intervenire appiattendo le differenze soprattutto dei piccoli comuni. Quindi Maletto riesce, nonostante un comune di 4.000 abitanti, ad avere un Capodanno degno di essere chiamato tale e vivere tutti insieme nella cultura, nella musica, un Capodanno col Botto. Lo spettacolo è stato patrocinato dal Comune di Maletto in collaborazione con l'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, l'Ars e Punto e a Capo SRL. Trasferire emozioni alla gente, far stare bene la gente è qualcosa che migliora la qualità della vita e porta anche lavoro. Abbiamo visto che la musica crea un indotto economico importante. A mezzanotte, calice al cielo, immancabile brindisi, canzoni senza tempo e spettacolo pirotecnico per dare il benvenuto al 2025. E adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania prepara la gara di domenica contro il Sorrento al Massimino. Si è allenato già col nuovo gruppo il portiere Alessandro Farroni, che però non potrà scendere subito in campo. Intanto sentiamo le sue prime parole. Francesco Triolo. L'obiettivo è arrivare alla sosta natalizia con una vittoria che cancelli la delusione della gara contro il Potenza e che dia un pizzico di fiducia per il girone di ritorno. Contro il Sorrento il Catania non può sbagliare, anche perché poi arriverà il momento delle scelte che la società dovrà compiere e molto verrà determinato anche dalla prima fase del campionato. C'è chi ha deluso e chi ha reso meno di quanto ci si aspettasse, e quindi valutazioni queste sono che la società sta già effettuando. Intanto però c'è da pensare alla partita di domenica pomeriggio al Massimino, dove arriva un Sorrento reduce da 2 sconfitte consecutive. Toscano in settimana ha perso 2 giocatori, Betters e Di Gennaro, che staranno fuori per un po'. La società si è tuffata sul mercato ingaggiando il portiere Alessandro Farroni, che al di là dell'entusiasmo iniziale potrà giocare solo a gennaio. Diciamo un'avventura che stimolante. Ho ricevuto pochi giorni fa una chiamata dal direttore e dalla società, con la quale ho parlato in questi giorni, e devo dire che sono molto entusiasta di questo progetto e di questa chiamata, alla quale ovviamente era impossibile dire di no. Dal mio punto di vista posso solamente dire che darò il massimo in qualsiasi situazione, se sarò chiamato in causa, quando sarò chiamato in causa. In porta quindi ci sarà nuovamente Adamonis. Per il resto Toscano dovrebbe riproporre dal primo minuto sia Inglese che Castellini, con Raimo e Anastasio sulle corsie di centrocampo. In attacco ci sono 2 alternative, una con il doppio trequartista, Stop di Menez dietro Inglese, l'altra con Stop alle spalle della doppia punta Inglese ed Andrea. Sorteggiate oggi le semifinali di Coppa Italia di Lega Pro. Il Trapani ha pescato il Rimini. La gara di andata si giocherà al Provinciale il 21 gennaio. Il ritorno è programmato al Romeo Neri il 12 febbraio. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata.